Andrea Cirino, oggi presenta lei il nuovo libro Tutta colpa di Solone. Ecco, da cosa scaturisce questa sua nuova fantasia creativa e quanto, diciamo, che messaggio si lancia anche per chi leggerà il libro? Intanto ho voluto presentarlo per la prima volta nella mia città, una serie di incontri che faremo a Palermo, a Roma e anche in altre città, quindi ci sono degli incontri già prestabiliti, ma io chiaramente ho scelto per la prima volta di presentarlo ai miei concittadini. Tutta colpa di Solone. Solone è un legislatore greco, un legislatore che ha governato la sua città in modo splendido, ha tolto ai ricchi per dare al popolo, ed è stato colui che ha scritto una Costituzione, la Costituzione democratica, cioè io la definisco la democrazia, definisco che è stato lui l'inventore della democrazia. Questo libro l'ho iniziato a scrivere nel 2015, poi mi sono fermato perché ho cominciato a scrivere quasi papa e poi l'ho ripreso. È stato un po' sofferto, come ho detto sempre, anche perché in parte è autobiografico, quindi racconto anche di alcuni spunti, di alcuni episodi della politica. Sono tutti diciamo, i protagonisti sono inventati, no, dalla mia fantasia, però sono convinto che chi leggerà questo libro conoscerà e troverà alcuni personaggi che ha incontrato nella vita. Il messaggio che do è io racconto dagli anni 60 ai giorni d'oggi, quindi la differenza che c'è tra il periodo dei primi anni 60 con i giorni d'oggi, il rapporto che c'è con le famiglie. In quel periodo le famiglie si riunivano, nel periodo natalizio vedevamo che c'era un'unione di parenti, 30-40 parenti che si riunivano. Oggi ci sono delle cose che si sono perse. La gente che si raccoglieva in una stradina, no? A raccontarsi ucuntu, dicevamo così, ucuntu. Sono delle chicche che ho messo in evidenza in questo libro, e comunque alla fine il messaggio che io lancio è che tutto cambia ma nulla cambia. Parlo tanto di politica e alla fine ci accorgiamo che oggi siamo governati da persone che non sceglie il popolo, ma persone che scelgono gli invisibili, altre persone. Noi siamo convinti di votare a un personaggio, ma poi alla fine quel personaggio è scelto dagli invisibili. Quindi fa riferimento anche a un suo trascorso politico? Faccio riferimento anche al mio trascorso politico. Quando io parlo io metto a paragone il popolo come se fosse un gregge che viene spostato dal pastore. Il pastore è colui che con la sua mente mefistofelica, proprio dico queste parole, con la sua mente mefistofelica sposta il gregge dove vuole il pastore. Quindi io ritengo che il popolo viene spostato proprio da menti eccelse, menti diaboliche che cercano di governare il mondo senza farsi accorgere. Cioè sono dei registi, come dei registi che organizzano la scena ma stanno dietro le quinte. Sindaco, oggi presenta questo libro di Andrea Cirino, un libro che parla, diciamo, anche degli usi e costumi, le tradizioni degli anni 60 nella nostra città. Sì, e oggi lo scrittore Andrea Cirino presenta il suo libro Tutta colpa di Solone. Sì, è vero, riecheggiano le nostre tradizioni, quello che succedeva qualche tempo fa anche nelle nostre famiglie più unite. E io penso che anche grazie a queste dimostrazioni di cultura e grazie a questi piccoli tasselli che poi vanno a completare quel grande puzzle culturale agrigentino si possono riprendere anche le vecchie tradizioni nostre, perché no? E poi c'è anche un riferimento anche all'era antica, quando proprio Solone iniziò
a portare la democrazia anche non solo diciamo, negli ambienti aristocratici, ma anche cercò di divulgare proprio la democrazia nella plebe, nel popolo. Quindi sono dei riferimenti ben particolari. Faccio i miei complimenti allo scrittore Andrea Gerino. Ripeto, questa è cultura e Agrigento dal punto di vista culturale sta rinascendo alla grande. Salvatore Pezzino, presente a questa presentazione del libro di Andrea Gerino, un suo commento? Io la chiave di questo libro la trovo nella dedica finale che l'autore fa al papà. Gli dedica questo libro perché riconosce che il padre si è comportato sempre come un cittadino integerrimo, rispettoso della legalità, delle regole, una persona corretta che non aveva mai voluto avvicinarsi alla politica. Ecco perché dico che questa è la chiave del libro, perché chiaramente l'autore nel descrivere questo scenario politico si capisce che c'è una critica notevole nei confronti di questo modo di procedere della politica e quindi l'auspicio è che si possa presentare domani una politica diversa, più attenta alle esigenze dei cittadini, più rispettosa anche della legalità. Questo poi c'è una parte nostalgica anche quando l'autore ricorda per esempio la sua infanzia, un modo anche di socializzare diverso che c'era prima nella società, quindi la vita che si faceva nei quartieri, anche il borgo di San Leone, quindi ecco, tra questi due piani narrativi si muove questo romanzo che si fa leggere molto bene.